Sì, buongiorno, sono Alfio Calvagna, presidente del Comitato INPS regionale del Veneto. Il mio compito, insieme ai colleghi, il vicepresidente, dottor Ferruccio Righetto, e i componenti dei comitati provinciali, è quello di coordinare insieme alla direzione regionale dell'INPS i lavori che l'Istituto svolge a favore di cittadini, imprese e lavoratori. Il nostro è un compito istituzionale previsto dalle normative legislative attualmente vigenti e ci danno, come dire, un ruolo di coordinamento delle attività delle varie sedi dell'INPS del Veneto in rapporto con le parti sociali presenti nel territorio. Quindi siamo una sorta, come dire, di collegamento sociale con le parti datoriali, con le parti sindacali, con le parti istituzionali, con la Regione Veneto, con le province ad essa presenti in Regione. È un lavoro di impegno sociale. In questi anni, in questi duri mesi di pandemia, si è svolto un lavoro eccezionale di coordinamento, di rapporto con le associazioni di rappresentanza, con gli intermediari, con i patronati, per far sì di rispondere al meglio alle esigenze che le imprese, i lavoratori, i cittadini che si sono trovati in difficoltà durante questa lunga pandemia, che purtroppo ancora oggi ci assilla, potessero avere delle risposte concrete. Siamo un organismo che funziona. In Veneto possiamo dire di aver raggiunto dei risultati importanti grazie alla capacità di questo territorio di fare un egregio lavoro di squadra, grazie a una buona direzione regionale e provinciale, di questo va riconosciuto, ma grazie anche al grande supporto che hanno dato i corpi intermedi della nostra società, dai consulenti ai patronati, alle associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale, al sistema Veneto, alla stessa Regione Veneto, a Veneto Lavoro, che ha contribuito a creare le condizioni insieme alla Regione Veneto, all'assessore Donnezzan, perché questa macchina non si inceppasse nelle paludi della pandemia.